Allora, che succede? Signor La Rosa, nella vita tante volte si è magari un poco sfortunati. Beh, certo, qualche momento un po' più difficile c'è. E allora quando però la sfortuna s'accoppia alla bestialità, all'ignoranza, sì, alla ingrescitudine. Vabbè, insomma, questo lo esageriamo. Abbiamo fatto il ritratto di mio cugino Alfio. Tutto questo significa Alfio. Alfio. Che ormai sta diventando vecchieretto, ma carino. E c'aveva tanti problemi dalla testa. Dalla testa problemi andava assai. Con sua moglie. Fermo. Ricordiamo come si chiama sua moglie? Graziella. Sì. E voi cosa dite in paese? Che si chiama Graziella perché è un poco buttanella. Vabbè. Non diciamo altro. Voce del popolo, voce di Dio. Così si dice. Ce l'ho raccontato che io è preoccupato ultimamente perché sua moglie dice che è malata. A visitare o psicologo. Vabbè, quindi problemi di testa, insomma, Sì, dice che ha una fissazione, non vuole escere da casa perché si scanda che arrobbano. Infatti mio cugino Alfio è preoccupato. L'altro giorno mi dice, mia moglie dice proprio questa fissazione che l'arrobbano. Dice, io non sono sicuro, dice che è questo, perché l'altro giorno mi ritroverai a casa all'improvviso, rapì l'armadio e c'era uno entra all'armadio. Dice, non ce l'avevo messo mia moglie che si scanda che ci rubano i robbi. Così. Lui pensava questo, povero figlio, creatura. E ci ma sei sicuro che non sei cornuto? Sì. E vedere. Ma io continua a non capire, non Lui credo. pensava che fosse proprio per... Io con mio cugino abitiamo di faccia, sì. faccia con faccia. Sì, lo so. Abbiamo 2 case che sono gemelle. Abitiamo in una strada che è dicchianata, Sì. parte da piazza. Questa strada dritta e tutta di salita, si chiama Via Agra. E Come si chiama, scusi, via? È una strada tutta di salita, l'ho capito. dritta e tutta in salita. Sì. Come si può chiamare? Come si chiama? Via Agra. Vabbè, d'accordo. Va bene. Queste palazzine dove abito io e mio cugino sono faccia con faccia e sono identiche, precise, perché non so chi li fabbricò, era proprietario di tutto il terreno, ne fece 2, uno di fronte all'altro, uguale, precise. E c'hanno questo grande portone di ferro, questo cortiglio che scale che poi è chiano e abitiamo primo piano io, primo piano abita lui di facce. E ci sono i pomelli, manco campanello perché sono case antiche, c'è boom e ci sono uno c'ha la testa di leone, testa di leone, testa di Cesare dall'altro lato. Mio cugino aveva testa di Cleopatra e la testa di Cassio, che era questo grande senatore romano, che lo sanno tutti. Cassio è un grande senatore romano, Ido, Giulio Cesare, Antonio, che è poi un mazzara a Va bene, sì, vecchie storie. Cose che si ripetono. Che conosciamo cose dalla che si scuola, ripetono. Io abito di fronte a mio cugino e questo fatto mi crea spesso problemi, signor La Rosa, perché tante volte mio cugino ha un vizio che tiene i prussiani isati. Infrangibile. Ah, ho capito, sì, le tapparelle. Le tapparelle. Che ho detto? Potremmo dire ma una parola allora. Ma quando mai? Io mai dire brutte parole. Le tapparelle. Ha detto tappanerelle? No, le tapparelle, gli infrangibili, quelle che servono per schermare la finestra. Queste qua. Lui questi sa una para di anni fa e non li ha abbassati più. Ma non solo, tante volte magari che la tenda aperta, anche nella stanza da letto. Sì. Nella stanza da letto, io ci ho detto 1000 volte, Alfio, fammi la cortesia, per favore. Nella stanza da letto i tende chiudili, ma non bastano, perché se tu addumi la luce di sera, io di fuori anche con la tenda ti vedo. Certo, giusto, perché siete proprio di fronte. E da stanza da letto ti vedo nudo. E io sto piacere di dire a te nudo non ce l'ho. Assolutamente. Perché quando mi voglio vedere una cosa dell'orrore me ne vai o cimena. Mi vado a vedere una cosa di un grande regista. Proprio un bel film, proprio fatto bene. Un film horror, certo. Mi vado a vedere un film di Dario Argento, mi vado a vedere un film di Alfred Hitchcock. Non c'è bisogno che io mi veda a te. Esatto. Quindi non ci bastano i tenti chiusi, devi calare magari i prussiani. Sì. Perché se tu non lo fai, e ce l'ho detto in faccia, bravo, proprio ieri sera, ci ho detto nome, cognome e orario, bravo, ieri sera alle 9:15, animale così, per non chiudere i tenti, io ti ho visto che facevi sul letto l'amore con tua moglie. Cretino! Bravo.
Oh, le cose vanno dette in faccia. E lui italiano mi disse, vede queste cose. Sì. Stia calmo, le dica con calma le cose, sì. Mi disse, vede con cretino se tu, che io ieri 9:15 a casa non c'era. Ya no, qui era. Ma non è possibile, Ma non è possibile, ma scusi. Allora chi era? Ma possibile che lui sia così? Cioè, prima trova un uomo dentro l'armadio di sua moglie e insomma si fa così prendere in giro dalla moglie dicendo che era uno che guardava, che stava perché lì. si scanda che c'è roba in roba, ci mise un dentro, come ci puoi credere? Alle 9:15 non era a casa, vabbè, comunque insomma suo cugino. Però è sempre mio cugino. Esatto. È sempre il sangue parla. Certo. E parla chiaro. Il sangue è sangue. Una sera, signor La Rosa, sì, avevo litigato con mia moglie di brutto. Sai, perché di litigi che si comincia, pigliami un bicchiere di acqua. E io ti risponde, non l'hai manuzzi, susite e pigliatelo tu. Si comincia per un bicchiere di acqua e si finisce tuo padre, tua madre, non si sa che un nudo dalla famiglia. Sì, sì, è vero. Io, signor La Rosa, per non commettere un atto impuro, mi pigliai, mi attaccai i scapestritti, mi mise a giacca e disse me ne vado al cimene. Bene, sì. Appena esco dal portone, appena eschi, come un iscido a portacato. Bravo, lo dica come lo sa dire. Così naturale, bello, fluido, così come lei lo sa dire, punto. Io, signor La Rosa, io lo dico sempre, parliamo siciliano, ma e ci certo, capiamo. Quando ci vuole, e con ne vuole capire, ne capisci. Lingua siciliana. Ne capisci, non c'è bisogno di fare c'è riduzione per farsi capire. Tutto capiscono, signor La Rosa. Allora manco esce dal portacato che me lo sto tirando, mi giro e vedo uscire mio cugino Alfio dal suo portacato con un borsone tanto di sera alle 8. Dissi, ma un staglieno con due borsoni, disse, vuoi vedere che... E che vinne, fazzolettini in dei semafore? Beh, certo. Ci vuole loro un mestiere di povere caruse che vengono dall'Africa. Lei ha pensato questo, sì. Subito, con l'agilità che mi contraddistingue, attraversai la strada e ci arruai un po'. Ciao Alfio. Ciao. Dice, dove stai andando? Dice, stai nella palestra che mi scrivi, dice, siccome hai un poco di panza, dice, per buttare la panza, dice, mi ho scritto in una palestra che non solo ti fanno fare la ginnastica, ma ti fanno fare anche le arti marziali. Le arti? Queste lotte bestiali. E come si chiamano? Arti marziali, che poi c'è arti marziali. Cosa c'è? Per esempio c'è il Kung-Fu. Lei è sicuro che si chiami Kung-Fu? Non sono sicuro, saccio magari perché si chiama Kung-Fu. Perché si chiama Kung-Fu? Me lo spieghi e ce lo spieghi. Lo dice la stessa parola. Perché? Come ti andà cosa, da che cominciano a arrivare tembolate, pugna. Che tu dici, Kung-Fu, manco li vedi arrivare. E da qui il nome. Manco li vedi arrivare. Bravo. Io? Sì. Lei? Io, signor La Rosa, che sono un uomo quadrato. Quadrato? Vabbè, quadrato. Positivo sicuramente. Ci ho detto, Alfio, santissimo il Dio, se tu sei un padre di famiglia, Mattia, cosa ci porta in questi arti marziali? Capace che tu non un malo corpo, per esempio ti rompono un ginocchio, come te ne vai a travagliare? Questo è vero. Bravo. Travaglio non navi, disoccupato come tutti. Ma se capita una giornata, ci dici, mi adesso non colpo un ginocchio? No, non tieniti in forma, tieniti sempre pronto, appena ti chiamano ci vai. Sì. Ah, ma sai, a me mi piace. Ma Alfio, ma lascia perdere. No, che ci devo andare per forza. Questa sera viene il grande maestro, viene direttamente del Giappone. Va bene. Perché c'era l'inaugurazione, non sa, c'è l'anniversario di sta cosa. Quindi c'era proprio un professionista di queste arti marziali. Da professionista, stiamo abbiando un terra. Addirittura. Qua stiamo parlando di un campione di questa lotta, di chi sta con la panza tanta, sai, perché che si mettono due specie di pannolino con due spilloni di pubblica sicurezza che si mettono per quando non c'è caldo. C'è Alfio, ascolta mia, lascia perdere. Venati non ci viene con mia e ci passiamo una bella serata che ne accattiamo popcorn, patatine, una bella bottiglia di Coca-Cola di 2 litri,
rutto libero. Va bene. Perché da lo cimena do paese puoi fare tutto. Sì, vi conoscete puoi fare tutti, tutto. vi conoscete. E ne passiamo una bella sera. No, cimena devo andare in palestra. Alfio, il biglietto tu pago io. Sì. Se è per questo il biglietto tu pago io. Perché io ringraziando il Signore qua, grazie a Antenna Sicilia. Non c'è dubbio. Quasi morto da fame. Ma qualche cosa me la danno. Però qualche cosa gliela diamo. No, scusi. Qualche cosa la guadagna. Lei lo dice pubblicamente quanto guadagna, non ci sono misteri. No? 41 euro al mese, shop. 41 euro al mese, contanti. 41 euro al mese. Sì. Io ce ne metto 60 di benzina quando mi resto. Non lo so, si faccia i conti e ce lo venga a dire. Quello che è. Sì. Vai, venatino al cinema con me, te lo pago io il biglietto. No, devo andare in palestra, mi aspettano, poi ne approfitto perché dopo mi faccio la doccia, dice a casa come me la da pila, venatino al cinema che ci passiamo una bella serata, no, me ne chiedo andare a palestra, venatino a palestra, venatino al cinema, non chiedo a palestra, quanto dura questa cosa? Quando vuole lei. E quindi facciamola finire perché facciamola finire. Sì. Arrivato a un certo punto ci sta, va bene, fatto rompere i corni. Perfetto, bene. Poi in palestra, con cimene ci vado io. Va bene. E il biglietto me lo pago io da me medesimo di persona fisica presente. Lei, certo, non c'è dubbio. Ma poi non ci. Non c'è andato al cinema? No. Alla fine, dopo aver fatto tutte queste insistenze, non c'è andato. Ma perché non c'è andato? Nella Rosa, io sembro cretino. Invece? Ma poi in fondo lo sono. Ho capito. Io come arrivo avanti cimene trovo un cartello grandissimo con una femmina messa così, che capite bionde, stampata, e di sotto c'era scritto evita. Che sogno, cretino, se te lo dice lui stesso, evita. C'ho reali i soldi. Fermi. Dai il bordo e me ne tornare. No. Si fermi un attimo perché questa volta voglio capire io. Cioè lei è arrivato davanti al cinema del suo paese, ha visto la locandina davanti al cinema, c'era una donna. Un manifesto, la locandina, il manifesto, c'era una donna bionda messa pressappoco così e sotto c'era scritto Evita. Che sogno? Un pane mi mangio do cozzo, signora Rosa. Posso chiedere a voi, gentilissimo e nobilissimo pubblico, cosa c'era scritto sotto quella donna? C'era scritto? C'era scritto Evita, no Evita, Evita. Evita Peron. Imbriaco. Come imbriaco? Protagonista Madonna, coprotagonista Antonio Banderas, la vita di Evita Peron. La Casa Rosada, Buenos Aires. E così è. Le cose le sa, scusi, presidente dell'Argentina. Le grandi lotte degli agricoltori, lasciamo perdere. Evita, che evita? Uno ha scritto evita. A conta lei o a conto io? No, la contasse lei, che vuole che le dica? E me ne tornai a casa. Mio cugino Alfio invece se ne andei. Oggi i verbi sono così. Se ne andò in palestra.